Oggi si celebra Sant'Ippolito. Il nome Ippolito ha origine greca e significa che scioglie i cavalli. Oggi, 13 agosto, è la giornata mondiale dei mancini, un'importante occasione per riconoscere e celebrare le peculiarità dei mancini, istituita nel 1992 dai Left Handers Club. In un mondo pensato principalmente per chi utilizza la mano destra, essere mancini significa dover affrontare difficoltà di diverso tipo ed entità. La creatività e l'intelligenza nel risolvere tali problemi può portare ad una memoria episodica più sviluppata e a prestazioni sportive che sovvertono alcune dinamiche, rendendo i mancini avversari temuti nel tennis, pugilato, scherma e tantissimi altri sport. Due uomini che si baciano. È l'immagine più famosa di quel che resta del muro che ha diviso la città di Berlino per ben 28 anni. I protagonisti raffigurati sono il leader sovietico Brezhnev e il presidente dell'allora Repubblica Democratica Tedesca Honecker. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due attraverso un muro eretto secondo le autorità della Germania dell'Est per evitare le invasioni dall'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente. In quasi 30 anni saranno decine i morti tra coloro che tenteranno di scavalcarlo. Sapete fino a dove arrivano le radici di un albero? La loro estensione è grosso modo uguale a quella della chioma. La profondità a cui possono arrivare però dipende dal tipo di pianta e dal terreno in cui vive. Quelle del Combretum imberbe, un albero che cresce nelle zone aride dell'Africa, per raggiungere l'acqua si sviluppano fino a 60 metri sottoterra. Per rendervelo più chiaro è più o meno quanto un grattacielo di 20 piani. Buongiorno ai 12. Oggi l'aspetto che trionfa nel cielo, la congiunzione Giove-Venere, quadra con Nettuno, forse un po' di confusione affettiva. Vediamo cosa succede nel cielo. Ariete. Per voi con Marte in opposizione e questo aspetto in quadratura su Nettuno c'è un po' di confusione, probabilmente avete sogni, idee e tutta una serie di aspettative, oggi anche la Luna è nel vostro segno, che però devono trovare riscontro con un partner che sembra fare un po' le bizze. Toro, per voi l'aspetto è ancora assolutamente positivo e nonostante quadri con Nettuno niente vi può fermare, state vivendo un periodo di serena paciosità. Gemelli, per voi il cielo diventa sempre più ambizioso e anche con Nettuno che vi fa desiderare posti lontani e meravigliosi altri traguardi nei sogni da raggiungere, oggi troverete un po' filosofico la vostra emozione che vi porta a pensare a qualcosa di lontano, di distante, facendovi provare anche un po' di nostalgia. Cancro, a proposito di nostalgia, è proprio quella che prova Venere oggi quadrando con Nettuno, è proprio in questo momento planetario che dovete un po' scegliere tra i sogni e la realtà. Probabilmente accontentare le esigenze del partner vi costerà qualcosina, ma qualche piccolo sacrificio val bene la natura di un nuovo ritrovato grande amore. Leone, per voi la giornata oggi è segnata da un Marte che tenta in tutti i modi di convincere Mercurio a muoversi, anche a dire delle cose un po' scomode. Ci riuscirete anche a farlo senza essere troppo aggressivi, ma sicuramente risulterete chiari e assertivi. Vergine, per voi il cielo è un cielo molto spiccatamente votato ai sentimenti per adesso, per cui non avete altro che godere della nuova relazione a cui state andando incontro, magari fantasticando su come costruire un futuro insieme.
Bilancia. Marte in Bilancia si oppone a Saturno e a Nettuno e non va molto d'accordo con i pianeti in Cancro. La onda per cui, cari Bilancia, dovete cercare di essere un pochino più logici nel modo di ordinare le cose, anche rinunciando a qualcosa a cui non volevate rinunciare, ma si dice che è meglio perdere che non straperdere. Scorpione, per voi questi aspetti planetari sono molto intensi e tendono a gestire molto bene delle dinamiche affettive che finalmente sembrano filare per il verso giusto dopo tanto tempo. Avete bisogno comunque anche di comfort, relax e pace, procurateveli. Sagittario, la giornata di oggi vede uno dei vostri pianeti essere un po' indispettito con l'altro, si tratta proprio di Nettuno che quadra Giove. Oggi dovrete tentare di capire quanti fattibili sono veramente i vostri progetti e quanto realmente a volte rinunciare ai programmi può essere persino una cosa fortunata. Capricorno, per voi oggi questi aspetti vi fanno molto riflettere sulle insicurezze di sistema che ancora sentite intorno a voi. Affettivamente c'è qualcosa che non vi porta a fidarvi del tutto. Potreste oggi decidere di analizzare bene la questione con il partner. Acquario, una giornata oggi che vede i pianeti abbastanza contraddittori, positività da molti elementi zodiacali, mentre Marte agita il cuore e vi rende un po' più passionali del solito. Decidere cosa fare? Non c'è fretta. Pesci, la giornata di oggi vede il vostro pianeta Nettuno essere un po' adirato con la bella Venere e con Giove. Molto probabilmente le aspettative affettive che avete, seppur per adesso sono molto appagate, le sentite invase e disturbate da tempi e da condizioni che non sono proprio quelli rilassanti che avevate immaginato. Vi sentite un po' disturbati. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini. Dal 2010 il cambiamento è epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. Indossare la tipica maglietta a righe bianche e blu è il sogno fin da bambina di Giorgia Boscolo, desiderosa di ripercorrere le orme del padre. Così il 13 agosto, a 24 anni e con 2 figli piccoli, si presenta all'esame di abilitazione, riuscendo a superarlo brillantemente. Oggi esploreremo insieme il fenomeno del ghosting. Ghosting si riferisce a una situazione in cui una persona che state frequentando o con cui avete una relazione decide di sparire nel nulla senza darvi una spiegazione. Potremmo tradurlo con "ti sta ignorando". E a voi è mai capitato di ghostare qualcuno? O forse siete stati ghostati? Oggi vi presento Herbert George Wells, il padre della fantascienza. Attribuisce il proprio successo a vari incidenti. Da bambino, durante il recupero per una gamba rotta, scoprì la lettura e dopo la laurea una grave emorragia lo spinse a dedicarsi completamente alla scrittura. Immagina dimensioni alternative, viaggi nel tempo e spedizioni sulla Luna. Sposa una sua allieva, concedendosi scappatelle che credeva stimolassero la sua creatività. Inoltre fu un visionario, proponendo l'idea di un'enciclopedia mondiale, un cervello mondiale in cui concentrare la saggezza dei migliori professionisti. Questa profezia si sarebbe avverata qualche decennio dopo con l'avvento di Wikipedia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non vedo nessuna contraddizione tra le idee che sostengo io e quelle professate da quell'uomo straordinario che è stato Gesù Cristo. Se volete continuare a scoprire aneddoti, frasi e curiosità scientifiche, non dovete fare altro che seguirci anche domani. Ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata dalla vostra Martina.